assolutamente la sua squadra a primeggiare. Sì, ha fatto bene. Stiamo crescendo, siamo abbastanza avanti. Sono soddisfatto, però calmo. Conosco il mio tipo di gioco, conosco quello che può dare, se è supportato da un momento importante, se è importante, ci sono queste condizioni. Si parlavano nelle scorse partite se era il 20-25%, chiaramente giorno dopo giorno la squadra cresce, tutti i giocatori hanno a disposizione maggiore minutaggio. Al di là di questo, sappiamo che sono arrivati due nuovi giocatori quest'oggi, un portiere e un altro giovane laterale esterno, alto. Quindi possiamo dire che la campagna acquisti dell'Unione Venezia, secondo il suo punto di vista, ovviamente si è conclusa, almeno per ora? No, manca ancora qualcosina, pochissimo, però manca ancora qualcosina. È un perfezionista. Io rompo le scatole a tutti. Cinquini l'ha voluta e a questo punto la subisce, tra virgolette, così in maniera bonaria questa mia affermazione. Sì, no, io lavoro 24 su 24, sono io paradossalmente che rompo le scatole al direttore su quello che manca a questa squadra, perché siamo concentrati a fare il massimo.